LVMH continua ad investire nel Made in Italy. Più che una dichiarazione, una certezza, la conclusione delle procedure per l'acquisizione di una parte del ramo di azienda ceduto da Safilo Group. 247 nuovi lavoratori andranno ad aggiungersi ai 1000 già in forza nello stabilimento che si trova a poche decine di metri dalla storica Safilo. Un'operazione strategica per Telios che sostiene l'ecosistema delle aziende che contribuiscono al successo del gruppo. Il commento dei vertici di LVMH, ormai a pieno titolo nel settore dell'occhialeria di lusso. Un'acquisizione che si è concretizzata dopo una lunga trattativa al tavolo dell'unità di crisi della Regione Veneto e con le rappresentanze sindacali di Safilo. L'acquisizione del ramo d'azienda consentirà la nascita di un campus a Longarone in cui i due stabilimenti produttivi saranno strettamente collegati in sinergie operative e industriali. Un piano industriale concentrato nella lavorazione del metallo con investimenti strategici e ambiziosi. Parallelamente l'impegno di proseguire dialogo e confronto con le parti istituzionali e sindacali che hanno consentito di raggiungere questo importante risultato. Ora l'attesa per l'avvio della produzione e dell'operatività di Innovatec, l'altra società che fa capo all'imprenditore Carlo Fulchier.